Benvenuti, oggi è giovedì 20 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 19:19 e cala alle 3:49. Oggi si celebra Sant'Ettore. Il nome Ettore ha origine greca e significa reggitore del popolo. Oggi, 20 giugno, è la giornata mondiale del rifugiato. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare tale giornata al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati. Sono 57 le candeline per l'attrice australiana Nicole Kidman. Sguardo di ghiaccio e fascino intenso, ha iniziato il suo percorso professionale in teatro per approdare al cinema alla fine degli anni '80. Nel 2003 ha conquistato l'Oscar come miglior attrice protagonista col film The Hours. Festeggia 75 anni il cantante americano Lionel Richie. È stato il frontman dei Commodores, famosa band degli anni '70. Dal 1982 ha intrapreso la carriera da solista, vendendo oltre 100 milioni di dischi. Il suo singolo più celebre è All Night Long. Infine oggi compie 22 anni la ballerina Giulia Stabile. Vincitrice della 20ª edizione di Amici, dal 2021 è stata scelta per condurre il programma Tu sì che vales. Immaginate di poter rimanere giovani per sempre, senza subire gli effetti dell'invecchiamento. Questo è il fascino de Il ritratto di Dorian Gray, il capolavoro di Oscar Wilde. Pubblicato per la prima volta il 20 giugno del 1890, questo libro ha subito una serie di critiche per il suo approccio audace al piacere e alla morale, ma anche ha conquistato il cuore dei lettori. Una storia che ci fa riflettere sulla vanità e sulla natura umana. Materia o antimateria? In fisica l'antimateria è la materia costituita da antiparticelle, corrispondenti in massa alle particelle ordinarie, ma aventi alcuni numeri diversi a caratterizzarli, come la carica elettrica di segno opposto. Buongiorno e buon solstizio d'estate ai 12. Oggi il sole entra in Cancro e via con l'estate. Vediamo l'estate zodiacale per i segni. Ariete, sicuramente il fatto che il sole entri in quadratura inizia per voi una fase di calo di energie, ma l'estate vi è comunque congeniale, siete comunque un segno di fuoco, più che altro emotivamente la posizione del sole vi obbligherà a guardare dentro ai vostri sentimenti. Toro, inizia l'estate con il sole di nuovo in posizione congeniale, ma anche Venere e Mercurio, coraggio, è cambiata totalmente la musica e adesso finalmente potrete finalizzare fortunosamente tutti i vostri accordi e superare le impasse un po' confusionarie degli ultimi mesi. Gemelli, il sole oggi vi abbandona, ma dopo uno spettacolare ammasso planetario che vi ha lasciato in queste ultime settimane, adesso vi fa ereditare la sola presenza di Giove, il grande benefico. Il sole si sposta in seconda casa assieme a Venere e a Mercurio, quindi fortuna in tutto quello che riguarda le attività pratiche, il denaro e la concretezza del vostro modo di procedere. Cancro, siete i protagonisti del giorno proprio perché l'estate siete voi, il sole entra nei vostri gradi, è solstizio e finalmente si apre una nuova stagione, siete i cardinali d'estate e con Venere e Mercurio oggi si inaugura una giornata spettacolare. Le confusioni nettuniane a volte titillano un po' a qualche curiosità sentimentale, ma sicuramente riuscirete a essere felici in un mese che vi propone veramente moltissimo.
Leone, la giornata oggi annuncia che il Sole è passato in 12ª casa, quindi non è più amico di 11ª, ma vi fa riflettere un po' di più esistenzialmente su come volete amare e su come magari potreste estendere il vostro amore o allargare la famiglia. La questione di oggi è totalmente esistenziale e sentimentale. Vergine, la giornata di oggi si inaugura con un'ottima notizia. Il Sole torna a essere amico e quindi un solido sestile, corroborato peraltro dalla bella Venere e dal vostro pianeta Mercurio, sembra proprio volervi allontanare dalle confusioni che Nettuno e Saturno vi pongono come limiti. Il coraggio, inizia una bella stagione per voi. Bilancia, il Sole in Cancro è per voi l'inizio di una quadratura. Ebbene, niente paura, perché semplicemente l'effetto cancro su di voi vi dà una romanticità e una voglia d'estate assolutamente più morbida. Vi potrete sentire pigri, un po' stanchi di tutto un anno lavorativo con un inverno del cuore che non è stato particolarmente congeniale, ma sembra proprio che questa configurazione tenti di fare risalire il rapporto con il partner. Scorpione, un bellissimo trigono e una bellissima stagione che tanto amate. È arrivata l'estate con il Sole che finalmente vi regala raggi di energia, positività, forza e coraggio. C'è anche Venere e Mercurio. Più di così, ora potete finalmente sorridere. Sagittario, la buona notizia per voi è che l'estate significa il fatto che il Sole non è più in opposizione, quindi tornano le energie, vi sentirete più tonici e il vostro pianeta Giove a 180 gradi vi fa intravedere delle nuove prospettive e soprattutto pensare che anche lontano da casa potete essere felici, magari accettando un incarico nel lontano. Capricorno, la vostra giornata oggi è una giornata che si inaugura con l'inizio dell'estate, quindi l'opposizione del Sole ai vostri gradi. Inizia la stagione per natura antitetica alla vostra, con Venere e Mercurio. E beh, è l'unico passaggio un po' meno fortunato che avete quest'anno, in cui siete stati assolutamente protagonisti di solidità e di costanza nello zodiaco. Adesso l'invito delle stelle è semplicemente quello di occuparvi un po' più di voi stessi e dei vostri sentimenti. Acquario, la giornata di oggi tesse delle trame decisamente notevoli, proprio perché il Sole ha smesso di essere di trigono, ma Luna, Plutone e Nettuno sembrano assolutamente a voi congeniali. Ben poco potrà quel Marte, soprattutto contrastato da un positivo Giove ai vostri gradi, darvi fastidio. Forse sentirete un po' di fatica, ma passione e amore regnano sovrani. Pesci, la giornata di oggi è una giornata molto interessante perché la Luna compie un bellissimo trigono in mattinata con Nettuno, ma la notizia più bella è che il Sole adesso è di trigono. È una stagione d'acqua l'estate, proprio come voi, una delle vostre preferite, e adesso che Sole, Venere e Mercurio sono dalla vostra, ben poco potranno i dubbi di Nettuno. Buona estate! Immaginate l'emozione di essere la prima donna nella storia d'Italia a occupare una delle posizioni più importanti del governo. Nilde Iotti l'ha vissuta in prima persona quando il 20 giugno del 1979 si insediò come presidente della Camera. Con un sostegno schiacciante di 433 voti favorevoli su 615 al primo scrutinio, Nilde Iotti ha iniziato un mandato di 3 legislature. La sua leadership ha segnato un traguardo significativo nella storia italiana, aprendo la strada a una maggiore partecipazione femminile nel mondo della politica. Il detto "Don't bite the hand that feeds you" significa semplicemente non mordere la mano che ti nutre. Questa espressione ci ricorda di non trattare male o essere ingrati verso coloro che ci aiutano o comunque che ci forniscono del sostegno. È importante riconoscere e apprezzare le persone che contribuiscono al nostro benessere, perché se le trattiamo male potremmo danneggiare le nostre stesse opportunità. Come dire, non sputare nel piatto dove si mangia. Un altro modo di esprimere lo stesso concetto.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Nella finale degli europei del 1976, la Cecoslovacchia e la Germania Ovest si sfidarono ai calci di rigore. Antonin Panenka si presentò al dischetto per il tiro decisivo. Con una lunga rincorsa fece credere di tirare un colpo potente. Il portiere Maier si era tuffato sulla destra e si vide beffato da quel tiro delicato. Perfino Pelé commentò incredulo: solo un genio o un pazzo avrebbe potuto tirarlo in quel modo. Oggi quel tiro è conosciuto come cucchiaio ed è diventato caratteristico di molti campioni, da Maradona a Totti, che lo utilizzò nella semifinale degli europei del 2000 tra Italia e Olanda. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita imita l'arte, molto più di quanto l'arte non imiti la vita. E quindi, ispirati dall'arte in tutte le sue sfaccettature, vi auguriamo una meravigliosa giornata piena di creatività. Ci vediamo domani!